Montebelluna il giorno dopo la notizia della probabile prescrizione del processo per truffa sulle azioni di Veneto Banca. Qui più che indignazione c'è rassegnazione. Il commento oggi dei cittadini. Preferiamo non dire niente. Ho capito, Meglio grazie. commentare. Buongiorno, sta leggendo Veneto Banca? No, ho letto il titolo ma bastava questo. Non c'è niente di meravigliarsi. Chi si meraviglia, cioè, si sapeva già. La classica bufala italiana, sì o no? Beh, ma qua siamo a Montebelluna. Montebelluna, tutto il mondo è paese. Purtroppo siamo qua in Italia e queste cose succedono. Roma è una grande mangiatoia. Arrivederla. È un po' irritante, diciamo. Solo una cittadina mette sul piatto l'indignazione, alla quale aggiunge però anche una pesante critica verso i truffati. Buongiorno signora, ha letto di Veneto Banca, cosa ne pensa? Che è un'indecenza, che siamo veramente un popolo bue, perché pensiamo solo a lavorare e poi qualcun altro invece pensa a prendere il frutto del lavoro degli altri. È uno schifo. Amaro il commento di chi da studioso oltre che da sindaco ha vissuto la caduta della banca di Montebelluna. C'è amarezza fra gli ex soci, c'è rabbia e tuttavia non c'è sorpresa perché in qualche modo se l'aspettavano. Ma questo dovrebbe amareggiare tutti perché significa che viene meno il rapporto di fiducia nei confronti delle istituzioni dello Stato. Dall'ex sindaco di Montebelluna anche il monito ai cittadini. La rassegnazione è un sentimento naturale ma che deve essere contrastato, ci deve invece essere la consapevolezza che serve riflettere su quanto è accaduto per non ripetere di nuovo questo errore.